da una roulotte parcheggiata a pochi passi dalle scuole di San Donà di Piave, arrestato 52enne senza fissa dimora. Giornata contro il bullismo, la parola ai giovani che ne sono stati vittima. Uscirne è possibile, dicono, intanto i numeri certificano la crescita del fenomeno. La repressione non basta, ma a volte va usata per difendere i più fragili. Così Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, sul nuovo decreto sicurezza. Lettera di Alberto Trentini alle nostre emittenti. A 3 settimane dalla liberazione ricorda i 20 anni da cooperante, ancora stupito per le mobilitazioni. Per me sono infinitamente grato. Vivo come una senza tetto, per le istituzioni sono diventata invisibile, solo un nome dentro una cartella. È la denuncia di Donatella di Marghera, costretta a dormire dove capita. Mercoledì la Lectio Magistralis di Beatrice Venezzi sul valore della musica davanti alle detenute del carcere della Giudecca. È la prima volta in città dopo lo scoppio della polemica alla Fenice. Ottava vittoria consecutiva del Venezia, che spugna per 2-1 anche il campo dell'ex capolista Frosinone, sempre più solo in testa alla classifica del campionato di Serie B. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque partiamo dalla cronaca con il caso del 52enne senza fissa dimora arrestato dai carabinieri perché spacciava cocaina e marijuana da una roulotte parcheggiata a pochi passi dagli istituti scolastici. È stato, come detto, arrestato e il sindaco ha commentato questo episodio, naturalmente, che mette a rischio proprio i più giovani. La roulotte del senza tetto era diventata il luogo dove il 52enne di origine tunisina spacciava cocaina e droga di ogni genere, specie agli studenti, visto che il mezzo, per comodità sia del pusher che dei giovani clienti, era stato parcheggiato proprio a ridosso degli istituti scolastici. Il fatto è San Donà di Piave, dove i carabinieri al momento dei controlli hanno verificato come la roulotte fosse diventata un vero e proprio deposito della droga. Quasi 300 grammi di cocaina già divisi in pezzi da 1 grammo, pronta per la vendita, marijuana, 95 grammi di sostanza da taglio, 220 euro in contanti, frutto dello spaccio, bilancini vari e soprattutto un'agendina di credito della droga con nomi e cognomi di persone e studenti che dovevano saldare lo stupefacente di turno acquistato spesso sulla parola, specie dai fedelissimi. Fenomeno fortemente inquietante e che preoccupa non poco, questo del dilagare della droga nelle scuole, spiega il sindaco Alberto Teso. Abbiamo potenziato notevolmente i controlli antidroga in centro, in prossimità degli istituti scolastici, in particolare dopo l'entrata in servizio del nostro nuovo agente speciale che è il cane Atom. L'arresto con i sequestri di droga, frutto dell'intensificarsi dei controlli antispaccio, specie nelle scuole, resi ancora più efficaci anche grazie all'arrivo del nuovo agente dell'unità cinofila, appunto il cane Atom, dichiara sempre Teso. I sequestri di stupefacenti sono aumentati in maniera impressionante, chiaramente molto spesso è per uso personale, le denunce per detenzione a fine di spaccio sono una minoranza, però è evidente che andandolo a cercare lo stupefacente si trova, insomma. Il pusher 52enne arrestato e portato in carcere a Venezia, sequestrata la droga con tutto il materiale dello spaccio, soldi compresi. Oggi giornata contro il bullismo e Venezia l'ha celebrata dando la parola anche ai giovani che ne sono stati vittima. Il fenomeno è in crescita preoccupante, con numeri che hanno spinto il mondo politico ad adottare provvedimenti specifici. Non mi sono dimenticato delle volte che mi avete bullizzato. Mettevate in un angolo e ridevate di me. Non mi sono dimenticato delle volte che mi avete bullizzato. Mi mettevate in un angolo e ridevate di me. I versi di Gerry Asani, giovane artista che convive dalla nascita con una paralisi cerebrale, risuonano come macigni nella sala capitolare della Scuola Grande di San Teodoro. È la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo e a Venezia, tra le testimonianze dei giovani che ne sono stati vittime, c'è anche la sua. Bullismo, cyberbullismo e più in generale fragilità
e problemi grandi e piccoli sono sempre più diffusi tra giovani e giovanissimi. Ad esempio su una classe di 22 bambini e bambine parliamo della scuola primaria ma anche della scuola secondaria di primo grado, in 16-18 iniziano a piangere e ci raccontano quelle che sono le difficoltà. Alcune volte derivano dalla famiglia, altre volte derivano proprio dall'ambiente del gruppo dei pari. Fondazione Libra è un'associazione senza scopo di lucro che raccoglie le fragilità e le storie di bullismo e cerca di risolverle. In sala c'è anche il prefetto di Venezia, Darco Pellos, e molti esponenti del mondo politico. È un tema, questo, che è molto delicato. Che cosa possono fare le istituzioni? Possono fare tantissimo. Io ci ho fatto una legge, la 150 del 2025, che parla di sensibilizzazione, parla di prevenzione, parla di consapevolezza e soprattutto parla di riconoscere e di denunciare subito. È una legge che parla di bullismo, di body shaming, la denigrazione del corpo fisico. Abbiamo avuto degli episodi di cronaca terribili, dei suicidi di giovanissimi ragazzi e quindi l'attenzione deve essere massima. Le cronache degli ultimi anni poi hanno rilevato una preoccupante degenerazione di baby gang che progressivamente ampliano il proprio raggio d'azione fino ad infrangere norme del codice penale. Nel nostro ordinamento il minore è già perseguibile penalmente dai 14 anni in su. Magari questo a volte nemmeno lo si sa, ma l'intervento che ad esempio invece ci ha consentito anche nel recente intervento con il ultimo decreto legislativo di fare un'operazione interessante è quello di ampliamento dell'ammonimento che si potrà applicare dai ragazzi dai 12 ai 14 anni, chiamarli davanti al questore anche per i reati più bagatellari. Questa chiamata davanti al questore ovviamente sarà accompagnata anche dalla presenza dei genitori, i quali anche loro devono assumersi la responsabilità. E a Mestre, in occasione invece del convegno dedicato all'intelligenza artificiale, altro tema che interroga naturalmente di stretta attualità, il patriarca di Venezia in questo caso è intervenuto dopo le denunce dei sindacati che raccontano città sempre meno sicure. Tra zone rosse, il nuovo decreto sicurezza, Moraglia ha parlato di una cultura della violenza diffusa. Sbagliato pensare solo alla repressione, dice. Le nostre città, quindi a prescindere da Mestre, da Venezia, ma le nostre città rispondono a quella che è la cultura contemporanea. È difficile poter dire una legge che riguarda l'universale sul concreto. Sarà molto importante come verranno applicati questi interventi. Certamente la repressione dispiace doverla fare, certe volte può essere richiesta da situazioni in cui bisogna difendere i più fragili, i più deboli, i più indifesi. E torniamo ora sul caso invece di Alberto Trentini, il cooperante veneziano rimasto per 423 giorni prigioniero ingiustamente in Venezuela. Ecco, Alberto Trentini affida i suoi pensieri a una lettera inviata alle nostre reti del gruppo Media Nord-Est. Sentiamo cosa ha scritto. Rientrato a Lido da pochi giorni, Alberto Trentini, il cooperante veneziano, dopo 423 giorni di ingiusta detenzione in Venezuela, in queste ore Alberto riceverà l'abbraccio degli amici che, pure a distanza, non l'hanno mai lasciato solo, mobilitandosi per la sua liberazione. Tra un controllo medico e l'altro, le ore trascorse finalmente in famiglia, Alberto affida una lettera per il nostro gruppo Media Nord-Est, alcuni dei suoi pensieri che in queste ore gli affollano la mente. Non ha rimorsi e alla domanda se dopo le sofferenze che ha subito valga ancora la pena di essere cooperante, dice: Assolutamente sì. Rimango convinto della pertinenza ed efficacia dell'aiuto umanitario come strumento indispensabile per salvare vite e mitigare le sofferenze di popolazioni in difficoltà. Certo, è un lavoro che comporta dei rischi e anche numerosi sacrifici sul piano della vita personale, ma anche moltissime soddisfazioni. In quanto a me, non ho rimorsi. Quando mi hanno catturato andavo a una riunione con un direttore di un ospedale per equipaggiare la nuova sala di fisioterapia che avremo a breve inaugurato. Quella riunione andava fatta sì o sì. Le autorità e le strutture presenti nei paesi vanno sempre coinvolte negli interventi. Al massimo, se potessi tornare indietro, proporrei di farla virtualmente.
Aggiungo anche che ho solo bellissimi ricordi di questi ultimi 20 anni passati in gran parte in giro per il mondo. I colori, le culture, le amicizie e le esperienze vissute sono impagabili. Circa la mobilitazione che ha caratterizzato oltre un anno, aggiunge. Tutt'oggi, a circa 3 settimane dalla mia liberazione, ne sono ancora impressionato e soprattutto infinitamente grato. Alberto oggi vuole anzitutto dire grazie. Tanti, troppi nomi per non dimenticare qualcuno o non fare una gaffe. Ci provo comunque, sul piano locale e magari con il tuo aiuto. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che in questi lunghi mesi si sono spesi per me e per la mia famiglia. La stampa e la televisione locale, la Mostra del Cinema, Articolo 21, la Municipalità del Lido e Pellestrina, le parrocchie e le scuole di tutta l'isola, l'intera comunità e molti altri. Grazie a te, Alberto. Andiamo adesso alla storia di Donatella, donna di Marghera. Vi abbiamo già parlato di lei in passato. Senza lavoro, senza una casa, costretta a dormire dove capita. Vivo come una senza tetto, ci ha detto, per le istituzioni sono diventata invisibile. Ho dormito anche per strada, però non ho ricevuto neanche una telefonata delle assistenti sociali. Dormire dove capita, anche per strada, su una panchina di Marghera, trascinando ogni sera un materasso come unica certezza. Donatella oggi non ha più nulla, né una casa né un lavoro. Ho qualche lavoretto in nero, ho fatto varie domande, anche nelle pulizie, ma quando ti guardano l'età e ti dicono quanti anni hai, sorgono un po' il naso. Né il contributo comunale di 300 euro per disagio abitativo. Quando mi versavano i 300 euro per disagio abitativo, vuol dire che riconoscete voi che c'è un disagio abitativo. Contributo che con lo stipendio di appena 250 euro le permetteva almeno di sopravvivere. Io avevo preso in affitto una stanza senza contratto e davo i 300 euro per pagare questa stanza. Mi è stato dato il contributo a dicembre perché a novembre era stato bloccato perché avevano detto che mancavano delle carte. C'era stato un equivoco e me l'hanno dato a dicembre e adesso a gennaio è stato fermo. Praticamente io a gennaio non ho avuto nulla. Eppure è stata esclusa da tutti i bandi per un alloggio. Ho fatto tutti i vari bandi di concorso che c'era da fare, come mi era stato detto dagli assistenti sociali, ma come mi hanno risposto, essendo che sono separata, non ho figli a carico, a me la casa non aspetta. Sul social housing ho 27 punti, per cui dovrei aspettarmi che una persona rinunciasse e non credo. Sull'ERP ho 20 punti e mi hanno detto che, essendo che sono sola, non ho nessun diritto di avere una casa. Io dovrei risposarmi per avere una casa? Assolutamente no. Le persone sono separate, divorziate, non hanno diritto a nulla. Ma non è possibile. Oggi vive ai margini, sospesa tra strada e solitudine. Andrebbe avanti la mia situazione se gli assistenti sociali facessero una relazione. Mi è stato detto, si vede che il tuo caso non è grave. Mi sento meno di niente, dice con la voce rotta. Io mi sento un invisibile. Proprio un fantasma che non ti vedono. Non vieni considerata, c'è aria, vapore. Un'intervista dura chiesta da lei stessa perché, confida, la rabbia, lo sgomento e la depressione non prendono il sopravvento nel silenzio. Io devo operarmi il cervello. Ho una vena del cervello usurata all'85%, a rischio ictus da un momento all'altro. Sto ancora aspettando che vengo chiamata per farmi l'intervento. A questo punto dico che non lo faccio perché non posso avere un posto dove andare a fare la degenza. Di contro, tra Venezia e Mestre ci sono sempre più posti letto turistici e sempre meno abitanti. La Rete Solidale per la Casa ha presentato una petizione a Cafarsetti perché si estenda la delibera blocca alberghi a tutto il territorio comunale. Ormai Venezia è praticamente in mano al turismo e la popolazione è stata praticamente espulsa. La stessa cosa sta succedendo a Mestre perché ormai praticamente tutti i condomini a livello di Corso del Popolo o di Via Cappuccina
le sue targhette con affittacamere. Estendere la cosiddetta delibera blocca alberghi a tutto il territorio comunale di Venezia. Una petizione lanciata dalla Rete Solidale per la Casa e sottoscritta da più di 400 cittadini è stata depositata a Cafarsetti. L'amministrazione che omette sempre di fare un'attività con una certa visione complessiva del nostro comune intervenisse solamente in quello che io chiamo il centro storico pedonale. Oltre alle aperture di alberghi, la Rete Solidale per la Casa ricorda che il comune ha recentemente approvato una delibera per l'estensione di un hotel della Giudecca in zone originariamente destinate alla residenzialità pubblica. Contestualmente è stato concesso l'ampliamento di altri 11 alberghi del centro storico per quasi 2000 metri quadri. E non solo i fitti brevi attualmente, ma anche l'espansione alberghiera incontrollata stanno divorando spazi che dovrebbero essere destinati alla residenzialità, dunque alloggi che dovrebbero essere case per i cittadini, negozi e magazzini che dovrebbero essere destinati a attività economiche e commerciali. I proponenti del referendum sottolineano come il numero di posti letto ad uso turistico tra Venezia e Mestre aumenti ogni giorno. Attualmente sono più di 80.000 a fronte di appena 250.000 residenti. Agenzia per l'abitare, questa è la trovata dell'assessore Venturini per risolvere i problemi della casa che non ha risolto in tutti questi anni. La raccolta firme che oggi è stata depositata dimostra come la cittadinanza vuole le case a Venezia, vuole le case a Mestre, vuole le case in tutto il territorio comunale, perché non è possibile che un'amministrazione di questo genere si affidi ad agenzie create all'ultimo mese dell'amministrazione per un miracolo che non potrà sicuramente avvenire e che dovremo cercare noi di risolvere come problema. Controlli dei carabinieri nel frattempo nel centro storico di Venezia contro l'abusivismo commerciale. I militari del nucleo natanti hanno sanzionato 2 venditori abusivi, comminate multe per oltre 10.000 euro complessivi per la vendita non autorizzata di accessori e mangime per piccioni in area marciana, nonostante il divieto comunale di somministrare cibo ai colombi. Sequestrati inoltre circa 100 articoli tra braccialetti e cinture. Il caso Fenice: domani sera, in occasione della prima traviata, gli orchestrali continueranno a distribuire volantini di sensibilizzazione contro la nomina di Beatrice Venezia direttrice d'orchestra. Intanto la maestra annuncia che mercoledì prossimo, l'11 febbraio, arriverà a Venezia per la prima volta dallo scoppio della polemica per tenere una lectio magistralis sul valore della musica come strumento per avvicinarsi al bello. L'iniziativa, voluta dalla direttrice del carcere femminile Maurizia Campobasso, si inserisce tra le attività dell'istituto penitenziario, dove è stato anche istituito un coro delle detenute. Parliamo naturalmente della Giudecca. Intelligenza artificiale, come cambia l'economia e con essa il lavoro. Il convegno organizzato allo IUSVE di Mestre ha radunato imprese, cittadini e studenti per fare il punto sullo sviluppo di questo strumento. Il 5,2% sono le imprese che si sono avvicinate all'intelligenza artificiale. 2 anni dopo questa cifra è aumentata a 9,2%. La media nazionale è circa 8%, però siamo al di sotto di quella che è la cifra europea del 13,5%. I dati arrivano da un'indagine Istat del 2021, aggiornata circa 2 anni fa. In pochi anni sono tanti gli investimenti che le aziende del territorio stanno facendo sull'intelligenza artificiale, strumento ormai cruciale per lo sviluppo economico. Il 34% delle imprese nei prossimi 2 anni intende investire in intelligenza artificiale. L'anno prima era il 25%. Al convegno dedicato alla materia, organizzato allo IUSVE di Mestre, imprese, giovani e cittadinanza si sono riuniti per riflettere sui risvolti economici e sociali che l'AI può portare. Un momento anche per diffondere la conoscenza di questa materia e anche le modalità magari di capirne di più l'approccio. Quindi noi riteniamo che
ci sia la necessità sempre di più di informare e formare anche le coscienze rispetto al tema. E proprio sulla tutela del territorio di Venezia l'intelligenza artificiale potrà infatti cambiare il modo di amministrare la città. Penso che la cosa positiva è che se c'è un cambiamento deve avere un vantaggio, deve essere utilizzata in modo corretto, ma soprattutto bisogna formare e preparare le persone, proprio perché la macchina non ha la coscienza quando invece le persone hanno la coscienza. Quindi anche la città sicuramente in futuro dovrà lavorare e pianificare utilizzando strumenti come l'intelligenza artificiale. È il presente e il futuro e un'opportunità nuova rispetto al passato, ha detto il patriarca di Venezia Francesco Moraglia presente al convegno. La sfida, dice, sarà capire se ci renderà più uomini o ci priverà dell'umanità. Importante saper governare il progresso. Il Carnevale di Venezia, perché oggi è stata la giornata delle 12 ragazze protagoniste della rievocazione storica della festa delle Marie, le 12 giovani della città metropolitana selezionate tra decine di aspiranti anche secondo criteri di portamento, conoscenza della storia di Venezia, delle tradizioni e del Carnevale. La sfilata verso le gondole della Stazio di Santa Sofia Canareggio è iniziata da Palazzo Vitturi passando per San Lio, Campo Santa Marina, la Chiesa dei Miracoli, Strada Nuova. Le Marie sono sbarcate allo Stazio del Todaro, dove ad attenderle c'era il solenne corteo dogale del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche. Il corteo ha accompagnato le 12 protagoniste fino al palco di Piazza San Marco. Quindi prosegue il Carnevale, le vedete, le Marie di Venezia. Allora il calcio per chiudere, perché c'è stato l'8º successo consecutivo del Venezia che consolida il primo posto in classifica vincendo anche sul campo dell'ex capolista Frosinone. 2-1 il risultato finale dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio. Gli arancio-nero-verdi sono ora a +4 sul Frosinone e a +6 sul Monza che domani ospita l'Avellino. Noi ci fermiamo con questa notizia di sport, vi ringrazio per averci seguito, ricordatevi ora le previsioni del tempo, tra poco l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Arrivederci.